la vostra posizione qual è? Ma è una posizione molto chiara e io ringrazio anche per questa domanda, per precisare che l'assegnazione degli alloggi viene fatta dopo che un'apposita commissione presieduta da un magistrato ha vagliato tutte le domande, ha assegnato i punteggi su cui è possibile fare ricorso, e sulle graduatorie definitive l'ATER non ha nessuna possibilità di intervento. Tuttavia è evidente che alcune anomalie le notiamo tramite il personale, l'ufficio ispettivo dell'ATER, e sempre in collaborazione con le forze dell'ordine, perché vengono segnalate a volte comportamenti anomali su cui si deve intervenire e anche situazioni che appaiono non coerenti rispetto ai redditi e alla situazione economica dichiarata, come possessi di auto di grande cilindrata eccetera. Noi ne siamo a conoscenza, lo segnaliamo, come ho detto, alle forze dell'ordine. Devo dire che molto spesso però l'utilizzo, che pur a noi risulta costante, di macchine di grossa cilindrata, dopo i rispettivi controlli queste auto risultano intestate ad altre persone, non a quelli che abitano nei complessi, negli alloggi dell'ATER. Ci sembra che la sua risposta sia stata esaustiva e nel dovuto rispetto della cronaca. Dunque, in questi casi andremo a suonare il campanello ad altre persone che vi obbligano, in un certo senso, a mettere persone magari non proprio consone per quel posto. Ma direi di sì, è un aspetto delicato. Per questo ho detto grazie per la domanda, a cui non voglio assolutamente sfuggire, perché è chiaro che se la funzione dell'ATER è quella di contribuire ad assegnare alloggi a famiglie che sono in situazioni di disagio, è altrettanto evidente che vedere che chi abita in questi alloggi ha tenori di vita e utilizza automezzi, veicoli o altre cose certamente non consoni al tenore di vita che è previsto o che lui dichiara, i primi ad esserne dispiaciuti siamo proprio noi.